Saluto il governatore e nessun altro, visto quello che ha detto Franco, ma domani che affronteremo il tema del futuro dell'ionismo tra formalità e servizio, vedremo che cosa uscirà fuori, no? E allora, buonasera a tutti e complimenti per questa genialata, cara Mariella. Ci voleva parlare di laionismo, affrontare questi temi con gli stati generali. Io francamente sto improvvisando in questo momento perché mi sono focalizzato molto su quello che sarà la trattazione di domani, che tu mi hai affidato e che non poca tensione mi ha messo, cara Mariella, perché vedete, avere assunto incarichi di responsabilità ti dà quasi il rischio del delirio di onnipotenza, no? Quando poi ti ritrovi ad essere chiamato per dare degli input a una platea con la fiducia scontata, data a priori, e allora questo ti dà una grande responsabilità. E se sbaglio, e se non ho interpretato bene quello che il governatore vorrebbe che io dicessi, e allora vedete, cari amici, che ogni giorno noi siamo chiamati ad assumere responsabilità sul nostro essere Lions. E questo è quello che ci fa capire che alla fine siamo, indipendentemente dai ruoli, dai gradi e dalle esperienze vissute, tutti uguali. Siamo tutti con la nostra quota più o meno grande di responsabilità nei confronti dell'associazione. Io volevo esordire dicendo che, pur essendo giovane, appartengo alla vecchia guardia, però Franco Freni mi ha ricordato che invece faccio parte della fascia degli ultra cinquantenni, anzi diciamo sono praticamente alle soglie dei 60, e quindi la cambio così, dicendo che sono un Lion della vecchia guardia proiettato nel futuro. E proprio perché mi sento un Lion della vecchia guardia proiettato nel futuro, e saluto e ringrazio per una frase bellissima che ha detto l'amico Franco Amodeo quando dice che se il socio non diventa Lion non è e non sarà mai una risorsa. Sarà una risorsa per tante cose, ma probabilmente meno per l'associazione. Io volevo ringraziare Mariella perché stamattina ha detto delle cose straordinariamente scontate. So che hai capito cosa intendo dire. Cioè, voglio dire che spesso noi siamo proiettati a guardare lontanissimo e spesso non ci rendiamo conto che non conosciamo il territorio che ci sta attorno. Andiamo a scavare un pozzo in Africa, bellissima cosa, ma magari non vediamo i bisogni che stanno vicino a noi, o magari non vediamo i bisogni della nostra associazione, del nostro club. E questo forse è uno degli aspetti che ci fa perdere soci. Mariella ha parlato di risorse, i past governatori, ai quali io ho sicuramente attinto prima di diventare governatore. Ha parlato di umiltà, e l'umiltà oggi l'abbiamo vista e toccata con mano, perché tutti coloro che hanno parlato col cuore in mano, con grande competenza e soprattutto mirando in maniera forte e decisa all'interesse dell'associazione. Ma io aggiungerei continuità, aggiungerei efficacia e aggiungerei credibilità. E proprio nel rispetto di questi tre concetti, che per me sono molto importanti, io ho cercato di impostare il mio anno sociale, che poi è l'altro ieri, insomma, ve lo ricordate tutti. Negli ultimi 20 anni si è parlato tantissimo di Mediterraneo, si è parlato di tolleranza, vi ricordate? C'è stato un anno che si parlava di tolleranza, di turismo, il Mediterraneo al centro dell'Europa. Si è parlato, abbiamo fatto conferenze
in videoconferenza con tantissime province e regioni del Mediterraneo sul ponte sullo Stretto. E allora io ho pensato che era giusto dare continuità a determinate cose e guarda caso quell'approccio così un po' larvato e implicito del ponte sullo Stretto, quel tema che io affidai allora a un officer di questo distretto, i Lions e il mondo delle istituzioni, il Lions e il mondo dell'imprenditoria, un ponte fra queste due realtà, probabilmente lo stiamo maturando adesso, a distanza di quasi 2 anni, perché vedete, noi spesso siamo ancorati alle nostre convinzioni. E le nostre convinzioni talvolta sono bellissime, ma talvolta avrebbero bisogno di essere rivisitate, rinnovate, rielaborate alla luce della realtà in cui stiamo vivendo. Qualcuno ha detto che ci sono soci che dopo pochi mesi dal loro ingresso nel Lions International diventano presidenti. Beh, certo, chi costituisce un club sicuramente diventa presidente immediatamente, ma questo sta nelle cose. Ma di contro ci sono soci vecchi, e scusatemi, uso questo aggettivo, vecchi, non in senso negativo, ma nel senso che spero di rendervi, soci vecchi che ripetono la loro presidenza perché non hanno ricambio. E sono vecchi perché sono stanchi, perché non è giusto che un club viva per il sacrificio di uomini o donne che pur di non chiudere il proprio club continuano a riproporsi come presidenti perché non c'è alternativa. Ma io direi anche un'altra cosa: perché questo avviene? E questo avviene certamente perché forse abbiamo grosse difficoltà a metterci in discussione, abbiamo grosse difficoltà a guardarci allo specchio e dire: ma perché il nostro club si è ridotto a 15 soci? Perché se eravamo 60 adesso siamo 20? Perché i vecchi soci sono andati via o quelli che sono rimasti non riescono a dare contributi e i giovani vanno via? Vedete, il nostro multidistretto negli ultimi 10 anni ha rinnovato più del 50% dei soci. Significa che nel nostro distretto, su 43.000 soci che eravamo, adesso siamo ancora di meno, e adesso richiamerò qualcosa che ha detto il Presidente Grimaldi, su 40.000 soci, più della metà sono soci entrati da meno di 10 anni. Vi rendete conto di quanto questo sia un problema? E allora io credo che noi dovremmo ragionare con la logica con la quale è stato ideato quel simbolo, quell'emblema, il leone bifronte. Guardiamo al passato, impariamo dal passato, rielaboriamo quello che nel passato è stato detto e che è sempre valido e attuale, ma rivisitiamolo con le esigenze del terzo millennio. Non possiamo continuare ad arroccarci su schemi che non funzionano. Non possiamo pensare a una innovazione senza avere basi solide di ciò che è stato. E allora per questo voglio richiamare un'altra cosa importante, nella quale io credo fermamente. Questo distretto, meno di 20 anni fa, ha pensato a una cosa molto importante, che era la Banca degli Occhi, intestata a Francesco Ponte. Questa realizzazione merita di andare avanti. Merita di andare avanti perché vi ricordo che la tutela della vista è il primo vero service che i Lions hanno sposato fin dalla nascita, ed è l'unico service che è rimasto invariato e inalterato in 102 anni. E allora, se noi abbiamo questa possibilità di dare una grande risposta alla collettività, perché vedete, noi possiamo essere attrattivi, ma dobbiamo essere attrattivi proiettando nella collettività, nella società,
elementi che fungano da attrazione. Qualcuno di voi avrà notato che da una decina di giorni non c'è più il mio profilo Facebook. Ma lo sapete perché? È una provocazione. Perché io mi rifiuto di mettere fotografie che mi ritraggono davanti a una torta. Io non faccio il pasticcere, cari amici, non lo farò mai. Faccio un'altra cosa. E allora ho pensato che probabilmente Facebook è uno strumento che noi usiamo male. Oggi il Presidente Grimaldi lo ha detto, lo ha sottolineato. Ha detto che noi dovremmo essere presenti in altre circostanze, in altri media, cioè in quegli strumenti che possono diffondere le cose che noi facciamo. Ed è questo quello che noi dobbiamo fare. Soprattutto, e domani ne parlerò un po' meglio, evitando di scambiare la visibilità dell'associazione con la visibilità personale. Questo forse è l'errore più grosso che noi potremmo fare. E io voglio concludere con una provocazione. Oggi il Presidente Grimaldi ha detto una cosa molto forte. Ha detto che forse bisognerebbe, per migliorare la funzionalità di Lions International, ridurre il numero dei direttori internazionali. E allora io dico una cosa, scusatemi, seguendo le 3 ruote meccaniche di Domenico Messina, che poi lui ha tratto ovviamente dall'associazione, non è che le hai inventate tu, però voglio dire, il fatto che tu le abbia portate sicuramente significa tanto. Richiamando quelle 3 ruote, io dico una cosa, se la centralità dell'associazione è il club, se è dal club che nasce quella visibilità che fa crescere l'associazione, e allora probabilmente dovremmo anche ridurre gli officer distrettuali. Dovremmo dare ai soci l'opportunità di fare le esperienze anche con il distretto, ma poi di riversarle sul club e sul territorio. Probabilmente, se noi evitiamo di togliere tutti questi soci dai club per farli lavorare in contesti più grandi, forse riusciremo a far lavorare meglio i club e a farli crescere di più. Questa è la mia proposta, che non è ovviamente quella di ridurre il numero degli officer, ma è certamente quella di fare in modo che i club possano avere una maggiore attenzione sul territorio e soprattutto una maggiore volontà di far crescere il servizio disinteressato nei nostri territori. La visibilità, viva Dio, noi ce l'abbiamo nella società. Per quello che eravamo prima di essere Lions, per quelli che siamo al di fuori dell'essere Lions. Non ci serve la visibilità lionistica, ma ci serve dare visibilità all'associazione.